Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Oggi video ricetta pasquale sicilianissima. Me l'avete chiesto in tanti, faremo insieme i cicciuli, o anche detti pupi cullova, o anche detti cudduruna, o anche detti aceddi cullova. Sono una sorta di biscottini formati da una pasta frolla antica, una pasta frolla siciliana, che viene fatta con lo strutto. Ovviamente, come tutte le paste frolle siciliane, si lavora molto con lo strutto. Ovviamente potete mettere del burro, ma la ricetta originale prevede l'utilizzo dello strutto. E poi vengono decorate a mo' di cestini, di colombe, di tante forme possiamo dare quante ne vogliamo, e vengono messe sopra le uova bollite. Alla fine verranno decorati con una ghiaccia reale. Vi dico subito quali sono gli ingredienti, ma prima voglio ricordarvi che se non l'avete fatto potete iscrivervi al mio canale e in questo modo vi sosterrete, potete condividere le mie ricette e vi ricordo che mi trovate anche su Pinterest, Instagram, Facebook e Telegram, dove potete comunicare direttamente con me. La ricetta poi la troverete pure scritta nel blog per intero. Quindi gli ingredienti che avremo di bisogno sono 500 g di farina 00, 200 g di zucchero, dell'estratto di vaniglia che non può mancare mai, 130 ml di latte, 2 tuorli della misura L e un uovo intero, 10 g di ammoniaca, 150 g di strutto, 6 uova da decidere voi. Per l'impasto avremo bisogno anche la scorza di mezzo limone grattugiato e poi le uova andranno bollite e saranno quelle che volete farne 10 con le uova, ne volete fare 80 con le uova, decidete voi. Quindi l'albume di qua non lo buttate, perché 50 g ci servirà per realizzare la ghiaccia reale. Quindi poi per fare la ghiaccia reale avremo bisogno di 50 g di albume d'uovo pulito, mi raccomando, senza traccia di tuorlo, 250 g di zucchero a velo setacciato, mezzo limone spremuto e delle codette colorate per la decorazione. Iniziamo subito e andiamo a mettere nella ciotola della nostra planetaria tutta la farina e lo zucchero. Così. Andiamo ad aggiungere anche lo strutto. E per prima cosa lasciamo andare la macchina fino a quando lo strutto si amalgami bene alla farina e lasciamo partire la nostra macchina. Lo strutto dovrà essere ben amalgamato con lo zucchero e la farina, in questo modo, vedete? Ovviamente se lo fate con le mani dovete andare a fare questo lavoro di sfregamento. Ecco, quindi procediamo con l'aromi e andiamo a grattugiare la scorza di mezzo limone. Andiamo ad aggiungere anche l'estratto di vaniglia, che è alternativo, comunque potete mettere poi una bustina di vanillina, e le uova. Poi a filo andremo ad aggiungere pure il latte. Prima che finisca tutto il latte andiamo ad aggiungere anche l'ammoniaca, così, e aggiungiamo l'ultimo latte che ci è rimasto in questo modo. Dopodiché dobbiamo attendere ancora 1-2 minuti che l'impasto si sia completamente compattato e amalgamato bene. Una volta che il nostro impasto è pronto, come dovete vedere è una frolla, deve avere questa consistenza, la tocchiamo e non si appiccica alle mani. Quindi la andiamo a trasferire sul nostro piano da lavoro, diamo una leggera impastata con le mani, guardate quanto è morbida, in modo da compattare tutto. Questa è la consistenza, deve essere bella morbida, ragazzi.
Andiamo ad avvolgere la nostra pasta frolla siciliana dentro la nostra pellicola trasparente e la lasciamo così riposare in frigorifero per almeno mezz'ora, anche un'ora. Io la appiattisco così faccio prima, si raffredda prima. Potete anche lasciarla a mo' di pallina, come meglio preferite. E nel frattempo che andiamo ad aspettare che il nostro impasto si raffreddi, quindi andiamo a mettere dell'acqua in un pentolino e andiamo a bollire le nostre uova. Come? Con i minuti aspettiamo che l'acqua bolla e poi andiamo ad inserire con l'aiuto di un cucchiaio le uova all'interno e le lasciamo cuocere esattamente 8 minuti. In realtà per fare l'uovo sodo bastano anche tra 9 e 10 minuti. Io li tengo 8 minuti perché poi andranno in cottura in forno e quindi a me piace che il giallo dell'uovo rimanga giallo e non diventi verde. Passati gli 8 minuti andiamo a sciacquare subito con acqua fredda le nostre uova, perché in questo modo andremo a fermare la cottura. Mai lasciare le uova calde, ragazzi. Quindi andiamola a trasferire qua, nel frattempo si raffredderanno. E questa ce l'abbiamo pure e ce le mettiamo da parte. Adesso non ci resta che andarci a preparare la nostra ghiaccia reale. E come? Aspettate, mi prendo questo qua, me lo metto qua. Quindi vado a prelevare per prima cosa la buccia, il succo di mezzo limone. Lo vado a filtrare così da eliminare le impurità. Il succo di mezzo limone, così. Ok, abbiamo pure. Questo qua non lo buttate, mettetelo dentro la lavastoviglie che vi emanerà un buon profumo piuttosto che andare a comprare i prodotti quelli là. Quindi iniziamo ad andare a formare la nostra ghiaccia reale. Ci portiamo avanti, visto che il nostro impasto si sta raffreddando in frigorifero, andiamo a mettere i 50 grammi di albume che abbiamo prelevato dai tuorli precedenti. Quando pesate le uova per l'impasto andatevi a pesare pure 50 grammi di albume dai due torri che avete utilizzato per fare l'impasto e quindi abbiamo meno sprechi. Quindi iniziamo a montare fino a fare schiumare. Quando inizia a schiumare andremo ad aggiungere poco alla volta lo zucchero a velo che abbiamo già setacciato. Dopodiché a metà dello zucchero andremo ad aggiungere il nostro succo di limone e proseguiamo a inserire tutto lo zucchero poco alla volta fino a che otteniamo la nostra ghiaccia reale. Quindi abbassiamo la macchina e facciamo schiumare. Vedete che ha schiumato? Iniziamo ad aggiungere lo zucchero. Ogni tanto fermate la macchina e con l'aiuto di una spatolina andate a raccogliere lo zucchero a velo che si è depositato sui lati della ciotola. Ovviamente potete decidere anche di farlo con un frustino elettrico. A metà dell'opera e quindi dopo che avete aggiunto metà dello zucchero a velo andate ad aggiungere il succo di limone in 2 volte in questo modo. Dopodiché continuate così a inserire lo zucchero poco alla volta fino a che non avrete ottenuto la vostra ghiaccia reale, che dovrà essere lucidissima. Ghiaccia reale pronta, ragazzi. Questo è quello che dovete ottenere, liscia e lucida.
Trasferisco la mia ghiaccia reale in una ciotola a parte e la metto anche da parte. Vedete come deve essere lucida? È bellissima, ragazzi, la ghiaccia reale. Posso dire ciao? Ciao ragazzi, oggi facciamo le uova con i biscotti. Facciamo le uova con i biscotti, quindi andiamoci a prendere poco alla volta l'impasto e andiamo a formare le nostre cudduredde. Faremo all'inizio dei cestini. Tieni. Che devo fare? Tienilo. Che devo fare? Ora vi avvicino. Rotolare? Sì, devi rotolare così con 2 mani. Io l'ho fatto con uno perché io ho più piccolo. Quindi andate a formare dei cordoncini così e andateli ad arrotolare tra di loro. Potete fare pure a mo' di treccia, come sto facendo io adesso. Sandro si diverte a lavorare con me e mi viene un po' male. Quindi fate la treccia come fate per i capelli, chiudete, poi mettete un uovo sopra e fate delle striscioline di impasto anche per andare a fissare l'uovo. E proseguite così anche per gli altri. Questi sono le più semplici. Oppure formate 2 cordoncini e poi li arrotolate su di loro e andate a formare anche l'interno così, quindi con l'uovo, e lo mettete di sopra come sta facendo Sandro. Oppure potete andare a fare la forma anche di campana o di cestino, quindi andatevi a stendere un po' di impasto con della farina sotto, con l'aiuto di una rotellina dentellata andatevi a formare il cestino. La parte che eliminate non la togliete, ma l'allargate un pochettino e andate a formare così la parte che andrà a sorreggere l'uovo. E proseguite così, potete fare delle roselline come sto facendo io. Se siete più artistici di me potete fare anche altre forme e decorare i vostri cestini o le vostre campane o le vostre dame come meglio preferite. Io ho fatto queste forme così semplici anche perché ho impastato solo mezzo chilo. Vi do solo qualche idea. Di più era per darvi l'idea di come fare l'impasto, quindi trasferisco il mio cestino sulla placca da forno e proseguo così per fare le altre forme. Ovviamente per le forme potete sbizzarrirvi e fare quello che più preferite. Io ho fatto questo, ho poco impasto e più per fare divertire il bambino, ma poi resta a voi decidere di fare forma di colomba, di uccello, di donna, di quello che più preferite. Andiamo in forno statico preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti, ci vediamo dopo. E anche un po' di... Ed ecco qua i nostri ciccioli, o geppicullova, o pupicullova, o cuddureddi, o come li vogliamo chiamare. L'impasto è delicatissimo, ve lo faccio vedere. E adesso dobbiamo decorarli, andiamo a riprendere la nostra ghiaccia reale e con l'aiuto di un pennello andiamo a cospargere tutta la superficie, dopodiché andiamo a spolverizzare la codette colorata. Potremmo anche decidere di utilizzare la sac à poche, questo sta a noi decidere, ma io lo faccio così all'antica come facevano una volta le nostre nonne.
Oppure potete utilizzare anche un sacchetto gelo se non avete la sacca a poscia. Andate a mettere la ghiaccia all'interno e poi tagliate all'angolo una puntina così che la vostra ghiaccia può fuoriuscire. Vieni a fare la prova assaggio, quindi andiamo a prendere, mettiamola un po' qua, tagliamo la punta e andiamo a decorare come meglio crediamo. Guardate qui dentro. Io non l'ho provato. Buono. L'ho provato tutto. È buono? Già. Com'è il biscottino? Bello. Bello? Ovviamente potete farli più piccoli, più grandi, come meglio preferite. Ovviamente il ghiaccio reale ne potete fare meno, quindi vi metterò giù nell'info box gli ingredienti per fare la ghiaccia reale nella dose dimezzata. E queste sono le mie cullure cullove o cicciuli. Spero che la videoricetta vi sia piaciuta e vi ricordo che mi trovate anche sui social. No, devo provare anche quelli senza. Tieni, provalo. Io ce l'ho provato, quelli con. Quelli li proviamo dopo perché prima si deve raffreddare la glassa. E alla prossima videoricetta dalla cucina del cuore. Buona Pasqua! Buona qua. Ciao! Ciao. L'ho messo davanti, infatti l'ho detto no. Non è di più.